L'onorevole Walter Rizzetto ne ha facoltà. Prego, onorevole Rizzetto. La ringrazio Presidente, colleghi, Ministro. Ministro, la ringrazio per averci raccontato la storia di Electrolux, almeno per 3/4 del suo intervento. Bastava andare su Wikipedia, non serviva venire qui in aula alla Camera dei Deputati per ascoltarla. La vicenda Electrolux rispetto alle modalità e dei tempi di intervento del Ministro dello Sviluppo, cioè lei, per fronteggiare la crisi e tutelare i lavoratori, è un chiarissimo esempio dell'immobilismo e dell'incapacità delle istituzioni italiane a provvedere di una concreta ed efficace politica industriale. Sebbene i problemi e le difficoltà del gruppo svedese riguardino in particolare lo stabilimento di Porcia e meno, come ricordato da lei, quello di Susegana, lei Ministro si è totalmente disinteressato dei lavoratori di Porcia, abbandonandoli al loro destino ed illudendo anche l'aspettativa di questi ultimi che attendevano una sua visita in provincia di Pordenone. Dinanzi alla presentazione da parte di Electrolux di ben 3 piani industriali, dei quali nessuno comprendeva, anche lo stabilimento di Porcia, lei ha palesato la sua debolezza politica, non provvedendo a promuovere iniziative per consentire un'efficace mediazione delle parti ed elaborare un piano industriale che comprendesse una condivisa soluzione anche per lo stabilimento di Porcia stesso. Lei è stato, Ministro, spettatore passivo del chiaro ricatto di Electrolux quando prima voleva delocalizzare, per poi portare gli stipendi dei polacchi in Italia ed infine, accortasi del gran polverone mediatico sollevato, fare marcia indietro dichiarando che non si vuole chiudere Porcia, no, ma ancora ad oggi, Ministro, lei lo sa, non c'è ancora alcuna certezza come da me registrato di fronte ai cancelli dell'Electrolux di Porcia lo scorso sabato. Io c'ero, lei no. Destano sconcerto le sue parole quando ella afferma che il suo ruolo sia solo da mediatore, senza il potere di convocare i tavoli senza i sindacati. Lei non ha quindi ben compreso i compiti relativi alla sua carica, di questo io sono certo. Lei non può intervenire soltanto quando a rischio è la sua poltrona e non i posti di lavoro degli operai e dei dipendenti, ovvero quando emerge nettamente la sua inadeguatezza al ruolo che le hanno purtroppo affidato. Rispetto alla drammatica crisi attuale, l'Italia non si può permettere di avere un Ministro dello sviluppo economico non decisionista e tentennante e che aspetta troppo a muoversi rispetto a questa drammatica crisi. In questo momento vuole ritirare fuori di nuovo il suo iPad e farci capire come ha risolto o non risolto il caso Agile ex Autelia? Vuole tirare fuori il suo iPad dicendoci che Solero si dice Solaro? Vuole tirarsi fuori il suo iPad da Ministro dello Sviluppo Economico dicendoci che Miele è Mill, un'azienda tedesca? Oppure dicendoci che la fiscalità non c'entra in questo quando il Presidente della Regione Lombardia ha dato ingenti somme di denaro affinché a Solaro l'Electrolux ci resti? Le ricordo soltanto alcune delle sue figuracce, Ministro. Parliamo del caso Merloni, parliamo del caso Ideal Standard, parliamo del caso Consorzio Latterie Friulane, Nokia Solution. Si è lasciato sfuggire Fiat, Ministro, che se n'è andata all'estero. Nel caso Electrolux non è stato lei a migliorare le cose. Le cose, sa chi le ha migliorate, Ministro? Le ha migliorate l'operaio, il dipendente, il cittadino che tra l'altro l'aspettava, e le ricordo nuovamente, l'aspettava a Porcia, come da lei promesso in occasione dell'incontro bilaterale Italia-Russia tenutosi a Trieste qualche mese fa. L'operaio, Ministro, in questo caso, bloccando i cancelli e portando alla luce sempre di più lo scempio di un'azienda tra le più eccellenti in Italia, si è sostituito alla politica, che è stata silente in tutti questi mesi rispetto al caso Electrolux. Lei a Porcia non c'è mai stato, ha rimandato più volte la sua visita, mettendo in difficoltà anche la Commissione 11ª, lavoro pubblico e privato, che avrebbe dovuto da un mese e mezzo recarsi in provincia di Pordenone, in provincia di Udine, per i 2 casi Electrolux e Ideal Standard. Lei si è occupato a Natale del caso Cortina, perché per 2 giorni a Cortina sono rimasti senza energia elettrica, scaldandosi ed illuminandosi in maniera abbastanza suggestiva con delle candele. Ma ricordo anche questo, lei chiaramente con le candele non è d'accordo, poiché all'inizio del suo dicastero e del suo mandato le ricordo sempre e spesso le sue frasi sull'energia nucleare.
a tal punto che la Presidente Serracchiani, sua compagna di partito e non nostra compagna di partito, chiede la sua testa e le sue dimissioni. E la Presidente Serracchiani in questo caso lancia il rilancia impresa stanziando 22 milioni per Porcia. Ne ha conoscenza, Ministro? La situazione è uguale a quella di qualche settimana fa, non si è fatto ancora nulla e si sta cercando di sedare un po' gli animi soltanto mediaticamente. Andreotti diceva che piuttosto che crepare è meglio tirare a campare, frase che lei ha applicato alla vertenza Electrolux. Una volta lei a Trieste, Ministro, rivolgendosi a me direttamente, non so se ricorderà, ma io sì, diceva lei imparerà a fare il deputato rispetto ad una mia domanda scomoda. Impari lei, Ministro, ora, sia garante di una soluzione definitiva e non soltanto mediatica, chiudo, affinché tra qualche mese non se ne torni più a parlare. Verrà ricordato, almeno per questo, a poche ore da un rimpasto probabile di governo che la vedrà fortunatamente protagonista a ritornare a casa, e verrà ricordato almeno per aver risolto una vertenza. Situazione figlia di un governo di ex larghe intese che ormai, chiudo, non hanno più nulla da dire ai cittadini, agli elettori e alla politica stessa. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole